No, francamente ero un po', come dire, sorpreso perché sono cose che non ti aspetti, non le conosci, non puoi pensare a questi estremi di queste normative, insomma no, però è così, la normativa è generica e ti capita il caso eccezionale, occasionale, che è il caso nostro, insomma, ecco. Era mai successo? Non credo proprio che sia mai successa una cosa similare. Aveva inizialmente pensato ad uno scherzo il sindaco di Monteviale contattato dall'Usotto Berica. Un allevatore, suo concittadino, era stato ricoverato in ospedale. Non avendo però parenti prossimi, non avrebbe più potuto accudire le sue 11 mucche. La responsabilità del loro benessere spettava quindi al sindaco, così stabilisce la legge. Sì, credo sia del 97-98, una roba simile, insomma. Però la legge di per sé è logica, non c'è niente di particolare da dire sulla legge. La cosa insolita è che invece di un gatto o di un cane ti arriva una mucca, insomma, questo è il problema di fondo, insomma, non previsto e diverso. Lei si è sentito col proprietario, cosa le ha detto? È preoccupato per le sue bestie? Lui, no, io personalmente no, ma i volontari hanno rapporti anche con il proprietario. Lui è molto ovviamente preoccupato, ma l'abbiamo rassicurato in tutti i modi che insomma, stia tranquillo che le mucche sono governate. Si era confrontato anche con altri colleghi sindaci per capire Ho fatto qualche telefonata, ma tutti quanti sono rimasti sorpresi e tutti quanti la prendono un po' in modo anche simpatico. Dopo devo dirle, sa, per la verità, considerati i tempi che ci sono, le brutte notizie che arrivano, una cosa un po' diversa, un po' leggera, fa anche bene, insomma. Il sindaco non si è perso d'animo e, assunte le sue responsabilità, si è immediatamente attivato. Non sarà proprio lui a presentarsi fisicamente in stalla ad accudire le mucche del suo paese. Comunque sia, nessun problema, abbiamo organizzato con una serie di volontari, bravissime persone da ringraziare sempre, l'aiuto a questi animali, quindi stiamo governando in modo corretto, insomma. Per quanto tempo dovrà essere fornito il suo servizio? Beh, noi siamo legati ovviamente al fatto che il proprietario rientri a casa. Al momento non abbiamo particolari prospettive lunghissime, io spero che da 10 giorni, 15 giorni possa la cosa risolversi, mi auguro, insomma, altrimenti diventa anche complicato.